a ridosso della casa, degli alberghi che abbiamo, anche quasi vicino al fienile perché abbiamo una stalla e ha straripato in pratica il canale. Molta paura, una volta che ti entra l'acqua butti tutto quello che hai nel primo piano, tutto. Intenso, violento quanto localizzato, è stato un nubifragio da record, quello che si è abbattuto tra le frazioni di Fagarè e Rovarè a San Biagio di Callalta. Risultato: scantinati allagati e canali letteralmente in tilt, sotto pressione la rete degli scoli. In un'ora sono caduti più di 100 mm di acqua ad una velocità anche abbastanza impressionante. È stato veramente un fenomeno violento, la classica bomba d'acqua come si suol dire adesso, un evento straordinario al quale purtroppo negli ultimi periodi ci dovremo anche abituare perché il clima sta cambiando. Attivato il COC, si è messa subito in moto la protezione civile, sul posto uomini e mezzi dei vigili del fuoco, il fronte più complesso all'ingresso dell'abitato di Fagarè, nel sottopasso a ridosso della Postumia, diventato una piscina difficile da svuotare. Questi gli effetti dello straripamento improvviso del canale Zero. E il problema grosso è che spesso e volentieri i cittadini stessi non sono preparati a queste bombe d'acqua e si trovano d'improvviso a questi eventi che a volte possono essere pericolosi vista la portata d'acqua che c'è nel sottopasso di Via D'Annunzio. Un altro ulteriore problema è il fatto che un po' la stessa cosa l'ha subita una parte del comune di Breda di Piave e quindi noi abbiamo subito un po' anche l'ondata, no, del flusso dell'acqua che è scesa a Breda di Piave. Dopo la notte la mobilitazione è proseguita per tutto il giorno. Sotto accusa tra i residenti è finita anche l'efficacia del sistema di pompaggio, circoscritta l'area, ma servono rinforzi. Abbiamo attivato la provincia, la quale si fa carico di avvisare e interessare altre protezioni civili in nostro supporto con delle pompe per tirar via l'acqua dal sottopasso. La provincia è qui anche per questo, per dare sostegno ai piccoli comuni che in questi casi di calamità naturale chiedono sostegno, quindi noi ci siamo.